Un finanziamento di quasi 12 milioni di euro per la riqualificazione dell'area dell'ex ospedale di Marostica. Verrà realizzato un progetto abitativo fortemente innovativo per i malati di Alzheimer. Un progetto molto importante, il primo di questa valenza a livello regionale e con questi contenuti. La Regione Veneto ha partecipato appunto a questi fondi che erano i fondi della qualità dell'abitare nazionali. Il Veneto, devo dire la verità, è stato molto bravo perché abbiamo ricevuto parecchi fondi. L'area interessata è quella del complesso edilizio Centro Socio-Sanitario Prospero Alpino e più precisamente alcuni fabbricati da anni inutilizzati che un tempo ospitavano i servizi psichiatrici e alcuni uffici amministrativi. Ora saranno riqualificati per ospitare questo nuovo complesso. Che va nella direzione di quell'abitare leggero, quell'abitare che permette alle persone comunque di avere autonomia, ma soprattutto di muoversi in libertà e massima autonomia, rivolte soprattutto alle persone con demenza, con decadimento cognitivo o le persone insomma che hanno oggi affette da Alzheimer. È un progetto che prevede quindi una specie di quartiere, se vogliamo chiamarlo così, o comunque un presidio dedicato con servizi comuni che effettivamente permetterà l'inclusione totale ma l'autonomia di queste persone. Una riqualificazione molto attesa a Marostica. Penso questo sia un sogno che si avvera, intanto perché l'ospedale è stato costruito alla fine con i soldi dei nostri avi e pensate che quest'anno ricorrono i 250 anni dalla praticamente edificazione del primo ospedale in quell'area che ha sfruttato l'ex convento con i primi 20 posti letto, quindi veramente è a maggio tra l'altro, noi a marzo quest'anno siamo riusciti di fatto a presentare il progetto per la richiesta di finanziamento, quindi è veramente il connubio di un grande lavoro di squadra che darà una grande soddisfazione non solo alla città ma a tutto il territorio.